Sicuramente fatto male perché non siamo questi e la gente lo sa. Per fortuna, ecco, devo dire che dopo un primo momento dove c'è stato, mi lasci dire, quasi un accanimento, ecco, nel voler generalizzare. Una ferita che fatica a rimarginarsi, quella lasciata dalle polemiche per le presunte molestie durante la dunata delle Penne Nere di Rimini. Non lo nasconde né un riconfermato presidente dell'ANA Sebastiano Favero al suo quarto mandato alla guida dell'Associazione delle Penne Nere Italiane. Davanti a lui altri 3 anni, durante i quali dice metterò ancora più impegno rispetto a prima e guardando agli obiettivi da raggiungere ce n'è uno su tutti. La richiesta di un ritorno di un servizio obbligatorio, proprio per poter formare tutti i giovani anche ad essere pronti in caso di necessità, di emergenze. Purtroppo anche i fatti in corso in questi giorni ci stanno a dimostrare che dobbiamo essere sempre molto pronti e molto attenti. Intanto però c'è un traguardo molto vicino da tagliare, la macchina organizzativa è nel pieno del lavoro. Dall'8 al 10 luglio infatti è in programma il raduno Triveneto ad Asiago, un appuntamento tradizionale sospeso per 2 anni a causa della pandemia e che per questa edizione assume un significato ancora più profondo. Va a coincidere con uno dei nostri altri grandissimi appuntamenti che è l'Ortigara, per cui il sabato saremo tutti sull'Ortigara e la domenica saremo sulle vie di Asiago e sfileremo per le vie di Asiago e poi andremo al Sacrario a rendere giustamente onore ai nostri caduti.